A tempo di record aperto stamani il cantiere per l'avvio dei lavori dopo la frana del costone al Viale della Vittoria ad Agrigento avvenuta 9 giorni fa. È l'impresa Salamone di Aragona ad eseguire le opere di messa in sicurezza. Oggi la forma consegna dell'area del costone crollato da parte del sindaco e del prefetto di Agrigento, Marco Zambuto e Nicola Diomede. La ditta, assieme ai tecnici della protezione civile, si occuperà di posizionare clinometri sul palazzo colpito dai massi per monitorare il pendio e successivamente passare alla messa in sicurezza del palazzo stesso e del costone. Dunque l'unità di crisi, istituita poche ore dopo la frana, passa alle vie di fatto dopo i continui sopralluoghi e monitoraggi. Nella giornata di oggi sono stati consegnati i lavori all'impresa, che dovrà immediatamente evitare che possano esserci ulteriori cedimenti del costone e fare i primissimi interventi di messa in sicurezza del palazzo. Stiamo aprendo al transito veicolare la Villa Bonviglio in direzione diciamo, verso Piazza Stazione, in modo tale che le macchine che vengono, diciamo, per intenderci dall'ASP, ecco, possono transitare attraverso la Villa Bonviglio, dove stiamo mettendo in sicurezza per il transito veicolare e quindi consentire che ci sia il transito per alleggerire anche e soprattutto consentire a quell'area, diciamo, il deflusso veicolare. Rimane sempre il dramma delle 63 famiglie sgomberate, la chiusura forzata di diverse attività commerciali, un laboratorio di analisi cliniche e alcuni studi professionali. La giunta regionale ha già deliberato per le opere provvisionali 1.150.000 euro. Intanto sulla frana del Viale, l'ennesima in una città martoriata da crolli e dissesti idrogeologici, interviene il santo patrono di Agrigento, San Gerlando, che ancora una volta ha fatto il miracolo. Una simbolica lettera scritta da Giampaolo Riolo dell'Azione Cattolica, nella quale il santo si rivolge ai suoi concittadini dicendosi rattristato per l'evento franoso e che mi sta facendo riflettere sulla bontà dell'opera di evangelizzazione che ormai quasi 1000 anni fa ho compiuto presso di voi. San Giullano senza danno, San Gerlando difendici dal danno. Questo è il modo in cui invocate il mio nome per allontanare da voi sventure dovute a calamità naturali. Sempre più spesso vi sento invocare il mio nome per ottenere miracoli, ma sappiate che i miracoli sono una cosa seria. E conclude: miei carissimi figli, con grande speranza continuate a chiedere i miracoli e io rivolgo incessantemente preghiere a Dio, perché finalmente io possa dire a voi agrigentini senza danno.